regia. Giuseppe dichiara il camera e cucina. Che ti ricorda, Giuseppe, il camera e cucina? Una forte Noi emozione. Ero qui. sì, noi qui abbiamo fatto il nostro spettacolo il 23 novembre, esatto, Era il 2012. del 2012 ed eravamo appena reduci dal piccolo teatro Bellini, Con la Regina Giovanna e con il festival teatrale alla Corte della Formica. Dove fu un grosso successo, vero? Perché Sì, è stata una bella cosa, abbiamo aperto insomma l'ottava edizione del Corte della Formica nel 2012, proprio il 13 novembre. Il 23 praticamente siamo venuti qua, proprio in questo spazio, esatto, ci trovavamo, dove qua invece da quest'altra parte c'era il pubblico e recitavamo la Regina Giovanna. Per me è un ricordo particolare perché tu mi hai voluto come tuo interprete, Giovanni Berdinville, sì, nella parte che poi tanta soddisfazione mi ha dato, perché a distanza di 2 anni ancora ne stiamo parlando, ancora siamo chiamati, lo stiamo replicando. E ricordiamoci che noi siamo reduci adesso invece di questi 3 giorni, di questa kermesse di 3 giorni estate a Napoli 2014, dove abbiamo fatto la Regina Giovanna al chiostro di San Domenico Maggiore, esatto. Una rassegna molto importante che il Comune di Napoli ha voluto dedicare all'estate napoletana, esatto. intitolandola col nome e adesso siamo qui per annunciare un ritorno a settembre di Giovanna the Neapolitan Queens, dello spettacolo, ma questo ritorno a settembre sarà un ritorno a settembre di una Regina Giovanna più ampia, cioè noi presenteremo non solo praticamente gli intermedi musicali del cavallo, del coccodrillo, ma addirittura presenteremo anche, diciamo così, aspetti, esatto, tranche de vie della Regina Giovanna, di quel particolare momento del Giovanna II d'Angelo Durazzo, di quel particolare momento dove ella salirà sul trono di Napoli a causa di un evento fortuito che è la morte improvvisa del fratello, il re Ladislao. Perché tu mi hai sempre spiegato che questa rappresentazione non è altro che una piccola parte di un progetto molto più impegnativo che per scritto l'Imperatrice, certo, vero? l'Imperatrice, e quindi a poco puoi metterlo in scena, e quindi nella a poco sua a poco interezza. nella tua interezza, insomma, e quindi in tutti i 32 personaggi. Certo, non sarà, ma la novità ancora più forte che noi ci azzardiamo a proporre, insomma, a pubblicizzare già da adesso, è quella della nascita di una mostra, esatto, sulla vita delle 2 regine Giovanne, la Giovanna I d'Angiò e la Giovanna II d'Angelo Durazzo, dove appunto faremo praticamente questa mostra con i bellissimi disegni del maestro Luigi Angelone che adesso insomma stiamo in preparazione, una graphic novel proprio una graphic novel dove si racconta praticamente la vita di queste 2 regine e quindi in effetti la vita di quella che è stata, una fetta di quella che è stata la vita della corte napoletana del 400, di gran parte insomma praticamente dalla seconda metà del 300 alla prima metà del 400. Quindi anticiparci dove si terrà questa mostra storica? Guarda, no, questa cosa qua non l'anticiperemo, ma posso dire che praticamente questi disegni sono di una raffinatezza di particolari, Luigi insomma ci sta lavorando moltissimo e noi illustreremo appunto, diciamo così, la vita di queste 2 regine. Quindi possiamo dire che praticamente che appunto non Giovanna the Neapolitan Queen, ma addirittura Giovanna the Neapolitan Queens. E ci sarò anch'io in queste Sicuramente insomma ci sarai anche tu, anzi addirittura praticamente Luigi ha fatto di te sta facendo di te dei ritratti dove tu sei Giovanni Berlingieri, quindi esatto. insomma
questo petulante valletto della Queen, come sei stato definita da una giornalista. Un'ultima domanda, caro, secondo te qual è il successo di questa Giovanna la regina napoletana che hai scritto? È difficile chiederlo all'autore, però mi domando perché secondo te tanto pubblico calorosamente viene ogni sera, lo vede, lo rivede, lo chiede, perché ma penso perché sia uno spettacolo. Amore da parte del pubblico. No, penso che sia uno spettacolo, questo bisognerebbe chiederlo ovviamente al pubblico, ma penso che il motivo sia quello che sia uno spettacolo che tocca tutti gli stili del genere teatrale, quindi insomma dal musical, l'operetta, il vaudeville, il teatro serio, insomma di figura, di prosa, e quindi insomma penso che è anche una ricerca in versi, no? Una scrittura originale. Sì, e quindi una ricerca musicale con le musiche di Stefano Pusiello e cose. Anche le coreografie di Floriana Caffiera. E le coreografie di Floriana che appunto, quindi questo ne fanno uno spettacolo, diciamo così, globale, insomma, quindi dove ci puoi vedere di tutto. Addirittura insomma c'è stata, insomma, chi ha detto che addirittura nel mio teatro, insomma, veniva addirittura il teatro greco, insomma, per certi modi, insomma, di espressione, insomma, di combinare il canto, la recitazione, la danza, tutti quanti fusi insieme. Quindi insomma ci si può ritrovare un po' quello che praticamente quello che ci si vuole ritrovare. Penso che questo sia il problema, e poi non lo so, poi è uno spettacolo che non mi sembri che a noi, esatto, quindi. Io non posso che dirti sempre Donna Iora e grazie perché sono orgoglioso di far parte di questo progetto. Grazie. Grazie, ciao.